Sagra 2014, ultimo atto. Domani la sfilata dei gruppi per le vie di Agrigento e lo spettacolo davanti al Tempio della Concordia, al termine del quale verrà assegnato il Tempio d'Oro. Cala così il sipario su un'edizione partita con l'handicap del caso dei gruppi arrivati in anticipo, ma che col passare dei giorni ha visto la partecipazione di agrigentini e non solo. Segno che la sagra è patrimonio della città. Una manifestazione cominciata la prima domenica di febbraio e che si conclude domani. Una novità che, nonostante qualche resistenza, è stata ben accolta e assorbita dagli agrigentini. Domani, come detto, l'atto finale con la sfilata dei gruppi dalle 9 da Piazza Pirandello e con l'arrivo allo Stadio Esseneto. Poi trasferimento al Tempio della Concordia, dove alle 14 comincerà lo spettacolo condotto da Charlie Gnocchi e dalla bella Carla Tosoni, per la direzione artistica di Francesco Bellomo. In serata al Teatro Pirandello il galà del folklore. Gran lavoro per la giuria che dovrà stabilire chi sarà il gruppo che nell'Albo d'Oro succederà alla Colombia, vincitore della passata edizione. Oltre alla statuetta d'oro, riconoscimenti andranno ai gruppi nella sezione per la miglior danza, per il miglior costume e per la migliore espressione musicale. Ma intanto lo spettacolo di festa, colori e musica è continuato anche oggi con i gruppi che hanno sfilato per le vie della città e che si sono esibiti davanti ad un numeroso pubblico in piazza Cavour. La nostra emittente, grazie ad uno sforzo editoriale, tecnico e giornalistico, garantirà la copertura dell'evento a cominciare dalla sfilata dei gruppi per le vie della città e con collegamento in diretta dalle 14 con il Tempio della Concordia per seguire la giornata conclusiva.